Stai ascoltando Controradio. FM, DAB, streaming, social, web. Condividila con chi vuoi. Questa è Controradio. 8 minuti, bentrovati anche sulla Controradio TV. Ci seguite anche sui nostri social in video. Facciamo anche la TV, anche se siamo alla radio. Chi ci vede subito la sindaca di Scandicci, Claudia Sereni, che saluto e ringrazio. Grazie a voi, buongiorno a tutte e tutti. Va bene, non siamo sui grandi network dove comunque tengono giacca e cravatta, come possiamo vedere, siamo in versione estiva. Questo lo ammettiamo. Sì, ampiamente estiva. Ampiamente estiva, come Scandicci è fortemente in versione estiva, con una forte vocazione sociale. Penso ad esempio a quello che accade in Piazza Matteotti, per dire soltanto una cosa che può apparire minore, ma che in realtà dà la cifra distintiva di un istinto, di un'intenzione molto forte. Però prima, sindaca, se è d'accordo, volevo chiederle veramente una breve riflessione sul fatto che oggi pomeriggio a Scandicci ci sarà un consiglio comunale straordinario per parlare della questione moda, dei grandi brand, di quei posti che danno tanti posti di lavoro e anche tanta identità. A Scandicci è un mondo in trasformazione, anche in crisi per certi versi. Oggi parlerete di questo consiglio comunale. Oggi avremo un consiglio comunale aperto a cui abbiamo invitato tutte le forze politiche, dai parlamentari a ovviamente i consiglieri comunali, tutte le categorie, i sindacati, e avremo modo di approfondire un tema in una dimensione che è quella del nostro Parlamento locale, che quindi è un luogo di confronto, di ascolto aperto a tutta la cittadinanza. In questo anno da quando io sono sindaca, abbiamo fatto tantissime riunioni, incontri, tavoli, ma tutti riservati in qualche modo agli addetti ai lavori, ai rappresentanti, alle persone chiamate in causa e coinvolte. Questo invece è un incontro che appunto si apre alla città ed è una cosa molto bella, perché i consiglieri e il presidente del Consiglio Comunale hanno avuto questo bisogno, hanno accolto questa richiesta, e quindi oggi sarà una lunga maratona, perché a questo nostro invito hanno risposto in tantissimi. C'è una lunga lista di interventi, sono quasi 25 persone che vorranno dire la propria. È chiaro che non sarà un consiglio risolutivo, ma sarà un consiglio che vuole anche aprirsi alla speranza, alla dimostrazione che esiste una forma nuova di cooperazione, di dialogo fra tutte le parti, e che l'obiettivo è nelle nostre mani, perché la ripresa di questo settore è nelle mani dei lavoratori, delle lavoratrici, delle imprese, dei grandi brand, che se sapranno cooperare insieme sapranno anche uscire da una crisi che è anche, naturale nel mondo economico, no? Dei mercati. Dopo 15 anni di sola crescita, dove il settore si è arricchito in una quantità che è difficile anche da quantificare, oggi abbiamo una crisi, una decrescita, un fermo, una crisi che è proporzionale per l'impatto anche a questa grande. E quindi vediamo che la situazione è sicuramente critica, ma appunto come in ogni crisi noi vediamo anche molte opportunità. Però è importante, perché in un momento in cui ad esempio il Parlamento viene un po' spogliato della sua funzione, vedere un'assemblea cittadina che trova una funzione forte è estremamente importante, anche perché naturalmente queste vicende non le risolve da solo nessuno, nemmeno il governo nazionale. Lo vedete anche alle nostre spalle, per chi ci sta guardando sulla Controradio TV, sui nostri social, tutti i frutti, Scandicci Estate 2025, la città che, caldo o non caldo, afa o non afa, si popola e trova quella che poi è anche l'impronta forte, della sua operazione politica ed amministrativa. Lei se ne va da un anno, tra l'altro, poi dopo ne parleremo, facciamo un piccolo bilancio. Volentieri. Però l'elemento culturale è sempre stato un motore per lei.
Sì, per me, ma diciamo anche veramente per Scandicci, perché questa è una città che ha trovato se stessa, la propria identità a partire dalla cultura, lo raccontiamo spesso, no? Gli anni '80, una città fatta di grandi condomini, un'esplosione abitativa legata anche a questa forte immigrazione dal sud, che a un certo punto capisce che può diventare se stessa, può diventare città solo grazie alla cultura. Quindi la mia azione di governo in realtà si inserisce in una grande tradizione, e anche quest'anno attraverso la Scandicci Open City, quindi la manifestazione estiva, noi abbiamo voluto dare un segnale di presenza forte che sapesse riattivare anche il tessuto commerciale, perché tu citavi Piazza Matteotti. Piazza Matteotti, cosa c'è di nuovo? C'è una piazza che accoglie le attività di ristorazione che si affacciano nella piazza, le porta fuori, gli dà uno spazio consono, e attiva un chiosco aperto tutti i giorni che diventa luogo di socialità, di incontro per tantissime persone, e mette un palco e ospita un programma di qualità che, devo dire, sta avendo un successo incredibile, perché è sempre pieno, siamo riusciti a creare anche una dimensione di rispetto, no? Perché quando tu vai in piazza e porti tutto questo, c'è il tema del rapporto con la residenza. Qui non c'è, perché le cose hanno una loro regolamentazione, un loro rispetto. Le botteghe, i ristoranti che affacciano sulla piazza vengono invitate a stare fuori, infatti hanno dei chioschi e delle cose, c'è il palco, c'è la sediolina che mi portano a casa come ai vecchi tempi, per un luogo dove stare, cioè le persone poi il programma lo guardano, ma fino a un certo punto vanno a stare, sì. E poi comunque a una certa ora vanno a casa, perché non c'è bisogno, insomma, di trasformare il tutto in... Però andiamo su Scandicci Estate, andiamo su Tutti i Frutti 2025 per capire come è stato pensato, come è stato strutturato. Naturalmente siamo già partiti, però sì, raccontiamola questa stagione. Siamo partiti con un programma di quasi 130 iniziative, quindi siamo partiti con l'idea che la cultura ci serva per stare insieme, per passare un'estate intensa di occasioni culturali, ma anche come occasioni per combattere la solitudine. Quello che noi abbiamo visto quest'anno in maniera particolare è che questa vita notturna, perché è un programma questo che coinvolge dalle piazze alle aziende agricole, le colline, i circoli, i parchi, quindi si estende veramente in tutto il territorio. Ecco, quest'anno questa attività notturna di intrattenimento culturale sta servendo anche per sopravvivere in città, non nella solitudine, nella chiusura delle nostre case, perché purtroppo la situazione è che con queste temperature tantissime persone, soprattutto le più fragili, stanno in casa tutto il giorno, certo. E la sera è diventata l'occasione di stare bene insieme con gioia, perché abbiamo riscontrato entusiasmo in questa partecipazione. Esiste un pubblico che sceglie di venire a vedere quell'artista, quello spettacolo, quel film per interesse, e a Scandicci sappiamo che insomma c'è una tradizione anche di frequentazione metropolitana, non solo locale, però ci sono tante famiglie, tanti anziani che invece lo vivono appunto in questa dimensione di opportunità. Quindi anche le città, anche nella notte, anche attraverso questi strumenti che sono essenziali, riesce a avere una propria vita che ha appunto effetti benefici da tanti punti di vista. Vediamo un po' il programma e le sue varie articolazioni, senza entrare nel dettaglio, però ci sono vari momenti, perché c'è il cinema, c'è la musica, c'è l'arte, ci sono incontri, c'è il teatro, insomma ci sono tante cose. Ci sono tante cose e ci sono dei luoghi che hanno deciso di sposarsi, no, alle varie discipline. Abbiamo iniziato appunto Matteotti il teatro e la danza,
Abbiamo il 9 di luglio, partiamo con questa meravigliosa arena estiva cinematografica che viene realizzata nel cuore del Castello dell'Acciaiuolo, con 5 settimane di cinema a cura degli amici del Cabiria. Abbiamo sempre nel Pomario, in una zona particolare, Nutida, che è questo straordinario festival di danza under 30, sono coreografi e danzatori provenienti da tutta Europa che si ritrovano lì al tramonto, dove non usano quindi anche gli apparati elettronici, le luci, ma in un sistema anche di simbiosi con l'ambiente e di rispetto anche della natura, sul tema anche dell'energia, eccetera. Si ritrovano per oltre un mese ad abitare lì dentro. E poi abbiamo il jazz, ad esempio, nelle nostre fattorie, che si sposa con la conoscenza dei prodotti agricoli, vino, pane, olio, salumi, insomma tutto ciò che è di produzione locale viene messo in relazione a questi straordinari musicisti, con l'iniziativa appunto della Proloco delle Colline, e abbiamo anche l'arte quest'anno con Rosso Tiziano, che fa una serie di eventi di street art in alcuni spazi in città. Abbiamo anche la poesia, quest'anno è il centenario dalla nascita dalla morte, scusate, di Campana, e praticamente cosa succede? Insieme alle tantissime cose che abbiamo fatto quest'anno, Piero Pelù e Lorella Serni nell'abbazia di Settimo, dove è presente la tomba di Campana, leggeranno le poesie tra Campana e Sibilla Leramo, una cosa molto, molto bella, rock, però anche appunto nuova, no? Perché anche la poesia è un'arte che è troppo dimenticata, e quindi noi abbiamo questa fortuna di avere Castelpulci e la tomba di Campana, e quindi è una cosa importante. E poi tantissime cose per i ragazzi e le famiglie. Siamo riusciti, attraverso la relazione tra alcune compagnie locali e i circoli cittadini, a dare il via a una serie di formazione e spettacoli nei circoli della città, che hanno rigenerato gli spazi e che poi si sono trasformati in festival veri e propri, con compagnie provenienti anche da tutta Italia, di grande qualità, a cura dell'Officina dei Sogni e della compagnia Artù. Tra l'altro approfitto perché la presenza di questa compagnia di giovanissimi attori che appunto si chiama Artù, alla Casa del Popolo di San Colombano, ci ha portato a ottenere un finanziamento per ripristinare il teatro, che era uno degli elementi della Casa del Popolo. Sappiamo che questi spazi nascono per ballare, per vedere il cinema, per stare insieme. Ecco, c'era un teatro dismesso e tornerà, grazie a un finanziamento di Lega Coop, a vivere tutto l'anno. Quindi ecco, la cultura come elemento che rigenera non solo le relazioni ma anche gli spazi. Poi abbiamo il parco di Poggio Valicaia, dove è possibile, torna quest'anno ad avere una gestione. Quest'anno ci sono una serie di iniziative teatrali per le famiglie, ma torna anche lo drive-in, cioè possiamo vedere il cinema sdraiati. Mi piace tantissimo quella cosa lì, anche perché c'è immaginate uno schermo attaccato in mezzo agli alberi di un bosco, col bosco che fa da sottofondo dello schermo, e l'esdraio da spiaggia, per cui si guarda questo cinema stando in un bosco con lo schermo, l'esdraio, è una cosa molto particolare, molto bella, perché anche quella di grande successo, e capace anche questa di tenere insieme più generazioni, più cose, per tenere le persone unite fuori dalle solitudini e dentro la cultura, che diventa molto di più dello spettacolo. Mi sono distratto prima perché è arrivato un messaggio che mi ha colpito, che dice: esperienza che si lega ad una grande tradizione di connessione culturale tra alto e basso, l'alta cultura portata in piazza e messa a disposizione di tutti e tutte. Scandicci rinnova questa tradizione gloriosa, forza e coraggio, che siete utili a tutta l'area metropolitana e non solo a Scandicci. Che così meraviglia. Un nostro ascoltatore. Grazie.
che ha scritto questa cosa, volevo leggerla e prima mi ha distratto, dice, ma che fa questo? No, guarda il telefono mentre parla la sindaca. Sì. Cioè, aveva una sua ratio la cosa. Molto bello, ma guarda, questo mi dà l'occasione di ribadire che noi come istituzioni non siamo degli enti artistici, no? Che hanno la propria, come dire, linea e quindi selezionano le cose. Noi siamo degli enti che hanno l'obbligo di tenere insieme tutto e tutti, certo cioè, mettendo davanti la qualità, però tenendo davvero insieme l'alto e il basso, facendo un lavoro prevalente sul pubblico, sulla formazione del pubblico, perché chi magari per caso in una piazza a ingresso gratuito incontra quell'artista che non aveva mai incontrato, che magari è un punto di riferimento nel teatro contemporaneo e scopre la qualità, scopre qualcosa, magari poi ce lo ritroviamo a teatro, ce lo ritroviamo a seguire con scelta propria, no? Determinate cose e allo stesso tempo vivere la dimensione popolare della cultura è essenziale per dare a questo il ruolo giusto appunto anche nelle politiche dei nostri comuni. Sappiamo quanto sia difficile sempre ritagliare i fondi necessari. Ecco. È il grande tema, anche se la questione poi è frutto di una... Prego, le restituisco il programma di una volontà politica. Ci scrive Chiara sul nostro numero WhatsApp: buongiorno, io vivo in piazza Matteotti a Scandicci e sono molto contenta di questa iniziativa. La piazza ha bisogno di questo tipo di eventi, che deve essere l'unico modo per farla vivere in modo sano e per allontanare il disagio che purtroppo alberga in questa piazza delle notti estive. Complimenti alla sindaca, continua così, dice Chiara. Grazie, sul nostro numero WhatsApp, che è il 342 8104 111. Sono le 9:24, noi la salutiamo anche perché lei secondo me c'ha parecchio da fare, perché tra appunto l'estate scandiccese, abbiamo detto il consiglio comunale sulla moda, poi c'è una città che si trasforma. Abbiamo fatto un podcast su quella parte di città all'altezza della fermata della tramvia Aldo Moro, dove questi uffici di Unicop Firenze diventeranno anche molto di più che degli uffici. Assolutamente sì, tra l'altro colgo l'occasione per invitare tutti domani 4 luglio alle ore 18 all'Auditorium Piazzale Resistenza, perché avremo Unicop, Marco Casamonti insieme ovviamente a noi per un prossimo evento di partecipazione su questo progetto, quindi lo presenteremo alla città e raccoglieremo le proprie indicazioni e varie osservazioni dei cittadini. È un progetto che mette in campo tantissimi valori, ma ne dico uno su tutti: reinterpreta la presenza della tranvia nel nostro territorio, dando la misura del vero valore aggiunto che questo investimento che Scandicci ha fatto con intelligenza oltre 10 anni fa insieme a Firenze può dare davvero ai territori. Questo lo dico anche per le altre realtà della cintura che stanno per avere questo grande investimento. C'è sicuramente un momento di sofferenza, ma poi il valore aggiunto è enorme. Quello che Coop fa lì è creare un altro, oserei dire, centro civico della città. Nasce un pezzo nuovo di città, così, dove infatti il 30% dei volumi è in servizi di tipo culturale, sociale e non solo rivolti ai dipendenti, in questo caso di Unicop, ma a tutta la città. Quindi useranno i massimi criteri di bellezza, di qualità ambientale. Ci riporta il tema non tanto di non costruire, perché qui siamo davanti a un territorio privato che era destinato a essere costruito dal regolamento urbanistico del 2007, quindi non c'era verso di non andare in questa direzione. Il tema è cosa e come costruire, e l'architetto Casamonti ha fatto un'interpretazione di tutti questi valori contemporanei e anche della città di Scandicci, perché è specificatamente pensato per valorizzare anche il territorio, davvero unico e infatti, perché il cosa, il come, ma anche il per chi. Questa è la cosa interessante, perché lì degli uffici in realtà diventano degli spazi largamente pubblici. Salutiamo con Scandicci Estate Open City 2025, scandicciopensity.it, e poi naturalmente Facebook e Instagram con
personalità specializzate che vanno ad implementare questo genere di comunicazioni multimediali e sociali. Grazie Sindaca, grazie a Claudia Sereni per essere stata con noi, per averci raccontato di Scandicci Estate e tutti i frutti Open City 2025. Tra 2 minuti arriva il giornale radio di Popolare Network. Buona giornata. Stai ascoltando Controradio. FM, DAB, streaming, social, web. Condividila con chi vuoi. Questa è Controradio.